Eternità devozionale, si è intitolato un santo molto importante che è Rocco e che qui a Venezia ha avuto di particolare seguito, nel senso che è stato uno di quei santi che si consideravano protettori contro la peste, contro varie malattie infettive e soprattutto contro la peste in particolare. Allora voi sapete che Venezia è sempre stata una città ricchissima e ha fondato la propria prosperità sui traffici commerciali, mercanti erano mercanti di mare, e quindi c'erano galee veneziane in tutto il Mediterraneo per secoli. E qui dentro la chiesa c'è il titolare della chiesa francese, nel senso che lui nasce a Montpellier, quindi è francese, e è una specie di San Francesco, nel senso che lui, quando è giovanissimo, decide di lasciare tutti i propri averi ai poveri e dopo aver fatto degli studi molto rapidi di medicina lascia Montpellier e si reca in Italia, perché allora lui vive durante il 300, ha una vita molto breve, vive una trecina d'anni, è molto breve, e lui Scoletta di San Rocco. Cosa voglio dire? Allora, le scuole erano questi enti devozionali e assistenziali, come vi ho appena spiegato. Il primo edificio e anche gli edifici in cui questi fratelli si riunivano si chiamarono scuole. Allora, il primo edificio, la prima scuola, in cui si riunivano, era un edificio molto modesto. E loro hanno avuto la riconoscenza della comunità veneziana per il bene che facevano, nel senso che appunto loro persone in difficoltà, malati, una sede nuova, che è la scuola grande, che chiamate adesso a quel punto la scoletta, che esisteva ancora, i portatelli non avrebbero prima cristiani. Non so se avete notato, ma siamo vicini al culone enorme dei frari, i frati francescani, del loro convento, che esiste ancora, diventato l'archivio di Stato, e una volta, dove c'è la scoletta adesso, c'era il camposanto dei frati francescani, il cimitero. Quindi sti confratelli di San Rocco comprano quel pezzo di terreno. Allora i frati francescani gli dicono sì, mi ti dago il terreno, però tu qua l'ospedale, cioè non puoi fare un ospedale della scoletta, puoi utilizzarla come scoletta, cioè come luogo di ritrovo dei confratelli, ma tu l'ospedale non lo fai perché assistiamo noi malati. Fanno proprio propaganda perché questi piccoli edifici della scoletta siano dotti di ospedale. Però visto che è un ospedale virtuale, e molti dei dipinti che abbiamo qua, soprattutto quelli assistiti, curati, è il caso dell'acrobatica, ho notato anche come la guarigione del paralitico. E Tintoretto, quando l'ha dipinto, aveva una quarantina d'anni. Lui era del 1519, vi ho detto. Quel dipinto lì era del 1559. Quindi il dipinto della sua maturità. E, saprete già, forse io non lo do per scontato, ma insomma è un episodio di Vangeli, precisamente un episodio del Vangelo di Giovanni. Allora sapete che c'è questa piscina e si chiama piscina acrobatica perché, del Tempio di Gerusalemme, che era circa alloggiati, e praticamente c'era l'uso di immergere nelle acque di questo specchio d'acqua degli agnelli prima che poi venissero sacrificati nel Tempio di Gerusalemme. Allora, visto che in quelle acque si immergevano gli agnelli, e se guardate il Vangelo di Giovanni, Giovanni proprio ti dice: arriva un angelo, l'angelo con le sue ali, con il batter delle ali, muove le acque della piscina. Il primo, dice Giovanni, il primo che si immerge nelle acque della piscina acrobatica dopo il volo dell'angelo è sanato miracolosamente. La figura umana viene esplorata da Tintoretto durante tutto l'arco della sua carriera. Tintoretto studia proprio l'anatomia dei corpi e quindi il corpo di una figura dipinta a Tintoretto è estremamente realistico ed è pure strettamente nerboruto e muscoloso, e questo vi fa già capire che Tintoretto sente l'influenza di Michelangelo. Allora, se voi avete presente le figure dei profeti della Cappella Sistina o in genere, allora pure le donne, le sibille, sono muscolose come un uomo, come un culturista, cioè la pittura di Michelangelo è una pittura di corpi eroici, muscolosi, gli arti è gracile.
è un culturista, ragazzi, è enorme che l'uomo. E tra l'altro sembra che stia per uscire dal piano pittorico del quadro, perché vedete che è raffigurato davanti a quella colonna, quindi sembra che stia per entrare nel nostro spazio. Ecco. Quindi questo per dirvi che le figure di Tintoretto sono piene di forza, di vigore. E tutto è riempito da figure e la cosa che a me impressiona molto è che ti rende proprio la disperazione della gente, cioè se tu leggi i Vangeli vedi che Cristo è sempre accompagnato da una folla. Ci concentriamo sui due in basso. Allora, noi abbiamo cominciato da quel quadro di Tintoretto, che però non è il primo che Tintoretto ha eseguito per questa chiesa. Ne ho parlato per primo perché è il primo che vedi appena entri. Il primo è questo in basso a destra. Questo è stato fatto 10 anni prima rispetto alla piscina probatica, quindi 1549. Quindi mentre la piscina probatica è stata fatta nel scenario miracolo di Cristo, tutti i dipinti che vedete qui in presbiterio, quindi la zona dell'altar maggiore, sono dedicati a episodi della vita di Rocco e al suo operato. Questo qui rappresenta San Rocco che assiste gli ammalati. Allora, anche qui si vedono tutti i motivi per cui Tintoretto è stato un rivoluzionario. Allora, intanto l'uso espressivo della luce e dell'ombra. Cioè non si ricorda qui a Venezia un pittore che prima di Tintoretto avesse usato l'ombra e la luce di maniera così drammatica. Però di suo Tintoretto ci aggiunge qualcosa che Michelangelo non ha sviluppato. C'è sia un dato realistico, cioè appunto il fatto che siamo in un inferno, quindi è buio, però ovviamente la luce di Rocco, che è un santo, illumina le persone, e c'è il fatto che la luce ha un valore spirituale, perché la luce ti fa pensare alla salvezza dell'anima, ti fa pensare alla salute del corpo, che era quella che si chiama nomadicità. C'è un autore che quando voleva i colori squillanti li usava, e li usava bene, nel senso che se voi guardate, ci sono dove c'è quel blu ad esempio, quell'azzurro, ci sono delle figure che si richiamano per dei colori, no? E quindi la quindi qui la città quindi siamo passati ai 30 anni, ai 40, ai 50, ogni 10 anni i colori sono tutto. Qua non c'è più una scena di cura degli ammalati. Questo è San Rocco in carcere. Cioè San Rocco in carcere confortato da un angelo, infatti c'è questa bellissima figura di angelo in alto a destra, si vede poco bene da qui perché c'è poi ci concentriamo sulla scuola grande di San Rocco. Vi accennavo che una volta c'erano degli affreschi dipinti di un pittore friulano che si chiamava Antonio De Sacchis, ma siccome era nato a Pordenone è detto il Pordenone. Degli affreschi non rimane nulla, rimane un telero, c'è un dipinto olio su tela, che è quello che vedete lì sopra e che rappresenta quelle due figure gigantesche. A destra c'è San Cristoforo che porta il bambino Gesù sulle spalle, a sinistra lo riconoscerete dal manto, che se lo sta tagliando, quello di San Martino. Allora, questo per dirvi cosa, Pordenone è un altro un po' anticipatore dello stile Tintoretto, perché Pordenone era conscio dello stile pittorico di Michelangelo e quindi Pordenone, che si trasferisce qui in Laguna negli anni 30, porta le figure muscolose e enormi di Michelangelo e quindi Tintoretto a Roma non si sa neanche se ci sia mai stato, probabilmente sia mai stato, ma conosceva i dipinti di Michelangelo da stampe, dalle produzioni, ma soprattutto conosceva l'opera di Pordenone che aveva sotto il naso. Quel terreno di Pordenone è datato al 1527-28, quindi abbiamo detto la prima opera che Tintoretto fa qua è del 1549, scusate, del San Rocco in carcere, quindi già c'era questo di Pordenone, quindi anche quello è servito da spunto per Tintoretto per queste figure così muscolose e torte che lui fa. Tra l'altro non a caso, se voi guardate il dipinto di Pordenone, anche lì ci sono delle colonne e c'è un soffitto molto basso e guarda caso il dipinto di Tintoretto che è posto nella parete di fronte riecheggia esattamente. Rappresenta, allora, il titolo che troverete in tutti i libri è San Rocco nel deserto. Fiori, se quello è un deserto, no. Allora io direi meglio San Rocco in solitudine, nel senso rappresenta l'episodio in cui Rocco si era preso la peste e quindi era in disparte dal consorzio umano e c'è il cagnolino che gli porta il pane, infatti. Allora il deserto non c'è, invece c'è curiosamente un bellissimo paesaggio
Questo per dirvi che durante tutta la sua vita Tintoretto dipinge il corpo umano, ma ciò non toglie che che se voi guardate di là ci trovate un altare e questo è per dirvi che queste scuole veneziane erano dei curiosi ibridi tra un palazzo e una chiesa, perché comunque si svolgevano delle funzioni religiose. Infatti un altare lo trovate là e guarda caso c'è Rocco che vi mostra il bubone e col cagnolino, e quando andiamo sopra, perché la sala principale è la cosiddetta sala del capitolo che è sopra il soffitto che vedete qua, lì ci troverete un altro altare, quindi comunque ci obblicavano anche delle funzioni. Allora io quando sei da solo allora, venite a me, ecco, questi dipinti olio su tela enormi che vedete le pareti non sono di Tintoretto, sono dipinti seicenteschi fatti da lui. Con gli specchi. Sì, poi ci sono. Allora, cerchiamo di muoverci in un solo luogo. Allora, questa qui è la sala principale, è la più grande e la più fastosa, si chiama sala del capitolo o sala capitolare, ma vediamo poi perché. Ma Tintoretto non ha cominciato neppure da qua a dipingere. Ha cominciato da una sala più piccola che si chiama sala dell'albergo. Quella è la porta. Quindi se volete chiudere gli occhi. Quando le dite fuori. Sì. Se io parlo così, mi sentite? Sì. Beh, sì. Allora, Tintoretto ha cominciato a dipingere da questa sala qui, che si chiama Sala dell'Albergo. Sala dell'Albergo. Nel caso dello stesso tipo, sì. No, ma si deve cominciare di Perché mi faceva piacere l'idea di seguire Tintoretto cronologicamente. Vado avanti. Ma sto fatto così. Allora, è il 1564, vi stavo raccontando che la scuola, la sua struttura architettonica era stata completata un bel po' prima, aveva detto 1549, quindi la metà dell'università, il che vuol dire che dal sotto quindi in scorcio, no? Dall'alto al basso sono episodi della passione di stava lavorando. Allora, vi dico solo una cosa, vedete quel Cristo che a me sembra un fantasma? Ed è una delle raffigurazioni di Cristo più drammatiche che io ricordi, nel senso che Cristo in questo dato non lo si vede, quindi dovete credere a me. Lì sopra c'è il Cristo, la flagellazione, e quindi vedete che, insomma tutte queste tracce di sangue, e lì a sinistra c'è la salita, qualcosa di nuovo, dal punto di vista compositivo. Cioè, qua lui si inventa un calvario che è una salita a zig-zag, e si inventa questa salita a zig-zag, vedete che ci sono due rampe. Ed è bello perché lui dà dinamismo, cioè un conto è fare una roba tutta, un conto è fare così, le diagonali danno dinamismo al quadro, e Tintoretto, per cui il dinamismo era una ragione di vita, riempie i quadri di diagonali, e qui lo vedete benissimo. Allora, sulla parte bassa ci sono i poveri ladroni che stanno portando queste croci qua, e infatti dopo vedremo, allora, nel periodo in cui Tintoretto lavora c'è Tiziano è il gigante della pittura veneziana. Tiziano è della storia più famoso di Tintoretto, però Tintoretto aveva capito anche, mentre Tiziano aveva fermato, Tintoretto aveva capito che se voleva farsi largo doveva fare qualcosa di diverso, ti scorreva lì, e questa è la novità. Tintoretto si muove,
completa che sia mai stata fatta da qualsiasi pittore in qualsiasi epoca. Punto. Tintoretto la fa nel 1565, quando ormai il pittore è maturo. Ovviamente il protagonista assoluto è Gesù Cristo, ed è il protagonista assoluto ed è un protagonista che trionfa. Cioè è interessante vedere che Cristo, nel momento che dovrebbe essere della sua massima sconfitta, perché è messo a morte dai Romani, lui trionfa su tutti, e infatti non a caso Tintoretto sceglie di rappresentarlo svettante su questa croce, e vedete che c'è il vuoto attorno alla sua croce. Cioè Tintoretto adotta un punto di vista molto basso, l'orizzonte è molto basso, sopra svetta lui, quindi nel momento in cui si immola lui trionfa in realtà, e quindi emana sta luce, vedete, attorno a lui. Tutto attorno a Cristo si assiepa una umanità che ancora una volta è ritratta nelle pose più svariate, nei modi più vari. Quindi ancora una volta vedete che c'è grandissima attenzione sia al singolo dettaglio, perché ogni dettaglio è curatissimo, quindi c'è quasi una specie di palcoscenico, se volete. Allora, domanda: voi vi ricordate il cenacolo di Leonardo? Cioè c'è sta mensa, vediamo se ce l'ho qua. Tintoretto da vecchio. Bel vecchio. A sinistra inginocchiata è Giuseppe di Arimatea. Vedete che lui ha un viso molto ben caratterizzato, il che ti fa pensare che non sia semplicemente un'invenzione di Tintoretto, ma che sia un ritratto, perché Tintoretto, come Tiziano prima di lui, era pure un abilissimo ritrattista. E certi visi, certi volti che si vedono qui, che sono particolarmente ben caratterizzati, particolarmente realistici, sono evidentemente il ritratto di alcuni confratelli. E di quali? Di quelli della banca, cioè del consiglio di amministrazione, diciamo oggi, che si riuniva qua. Bene, la sinagoga. Quindi questo per dirvi che di alcune figure è certa l'identificazione, abbiamo visto Giuseppe d'Arimatea, di altre che non sono così bene caratterizzate sono aperte le ipotesi, ma insomma molti dicono che sia la Chiesa vestita a lutto, è un'allegoria della Chiesa di Cristo. A destra c'è il ladrone cattivo, la cui croce deve essere ancora issata, lo stanno poverino inchiodando su quella croce, perché invece è dipinto di scuro, e quindi ovviamente ancora una volta la luce e i colori scuri hanno una valenza simbolica, e sta dando le spalle a Cristo non a caso. Se voi guardate il ladrone buono, la cui croce sta fissata, la figura che c'è dietro si muove a passo di danza. È meraviglioso, cioè vedete com'è il piede? Cioè, è realistico, no? Perché ovviamente non è credibile che uno che tira su una croce di quella portata, ma è bello, cioè è tutto si muove, tutto danza in Tintoretto, non c'è niente di fermo. Quando Tintoretto dipinge il Cano, di Capitano di Ventura, se volete, cioè c'entra poco con la crocifissione, c'entra con la Venezia del tempo. E infatti, non lo dico io, ma se voi avete presente i cavalli che sormontano il portale centrale della Basilica di San Marco, il cavallo ha una posa identica, cioè ha la zampa davanti esattamente così, cioè il fatto che quella figura che lo cavalca sia vestito come un capitano di Ventura del Cinquecento, il fatto che quel cavallo riecheggi la posa dei cavalli della Basilica, ti dice questo è Venezia. E dall'altra parte ci sono quelle figure a cavallo che sono riccamente agghindate e si notano molti turbanti. Cosa che fa i turbanti nella scena della crocifissione? Questi gli ottomani, cioè oltre a essere una rappresentazione della crocifissione, questo ti dice Venezia è una città cristiana, anzi è il campione della cristianità, e Venezia è il baluardo della cristianità contro i turchi ottomani, quindi i fedeli. Quindi non c'è solo la crocifissione qua dentro, ma c'è molto di più, cioè c'è un dipinto che ti dice dato le assemblee plenarie, quindi l'ambiente più grande è il più fastoso, è il soffitto ovviamente in legno, è legno intagliato e dorato, quindi foglia d'oro 24 carati. Se andate in Palazzo Ducale, le sale sono praticamente tutte così. Allora, Tintoretto lavora qua, diciamo negli anni 70 del Cinquecento. Allora, dal 1564 al 1567 cura la decorazione dell'albergo. Tra il 1575
e l'81 è qua. Inizia dal soffitto e poi va avanti con le pareti. Sempre tutti oli su tela, non ci sono affreschi. Allora i confratelli di Sarropoli dicono il soffitto deve essere decorato con teleri, quindi dipinti ad olio su tela, che rappresentano episodi del Vecchio Testamento, mentre le pareti vanno dipinte con episodi del Nuovo Testamento. Allora, il dipinto più grande di tutti, che è quello centrale del soffitto, rappresenta un episodio dell'Antico Testamento ed è la cosiddetta erezione del serpente di bronzo. Allora, come sempre, vi spiego un po' l'episodio perché sennò poi non capite bene il quadro. Allora, siamo nell'Antico Testamento, gli ebrei stanno attraversando il deserto dopo aver lasciato l'Egitto in cerca della terra promessa. Ovviamente attraversare il deserto non è una cosa estremamente piacevole, se attraversata dura un sacco, c'è caldo, fame, sete, e vedono che questa attraversata finisce mai. Insomma, a un certo punto gli israeliti si ribellano alla loro guida, cioè a Mosè. E io ho tirato la tunica e gli dico, Mosè, quello che rappresentano questi quadri e quello che facevano i confratelli di Cristo. Ma c'è un legame tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, e questi legami, se tu li sai leggere, Tintoretto ti dimostra. Non a caso appunto si inventa questa specie di telone che richiama la tovaglia, cioè c'è una fitta rete di rimandi tra gli episodi del reparto, mensa e dritta. Con tutte le diagonali possibili che potete immaginare. Quindi sempre dinamismo dato dalle diagonali e prospettive estreme, nel senso che se tu ti avvicini la figura che è più verso di noi è gigantesca se confrontata con l'ultima. Tra l'altro Cristo non è prima, Cristo è l'ultima.
soggetti più sfruttati. Quante ne avete viste come questa? Una. Allora, lui si inventa di dividere il quadro in due parti, cioè la capanna è divisa in 2 piani. Sotto ci stanno, vedete che ci stanno i pastori, ci stanno 2, l'asinello si vede poco, non c'è. Quindi è una scena molto rustica, vedete che c'è la paglia, c'è un gallo, c'è un pavone. Tutto attorno ci sono delle figure, ci sono i pastori che stanno portando su i piatti con cui si deve sfamare la famiglia appena partita, mentre il Tintoretto, che pure aveva ottimi contatti con la ristorazione veneziana, però c'è un'attenzione verso il dettaglio umile che quindi 2 stili diversi. Allora, sopra c'è la Sacra Famiglia, allora qui c'è tutto fuori che luce naturalistica, cioè qua non è luce che vedete in quadro di Leonardo, cioè c'è questa luce arancione sporco che viene dall'alto, che è tutto fuori che realistica, c'è questa capanna che sta cadendo a pezzi, ma sta cadendo a pezzi perché è la fine dell'era antecedente a Cristo, e quindi la fine del paganesimo che casca a pezzi all'inizio della nuova era cristiana. Tra l'altro anche qui i dettagli realistici, che sono quelli di una stalla, sono realistici e simbolici allo stesso tempo, nel senso che se voi buzzate l'occhio, quella si vede qualche spiga di grano, in realtà bisognerebbe avvicinarsi, allora a me sono anche se qualche spiga, che è possibile trovare in una stalla, no? Però ti fa pensare anche, cioè il grano perché devi imparare, poi tu devi tagliarlo, cioè devi tagliare le spighe e poi lavorarle perché ti posso nutrire facendo pane, no? E questo ti fa pensare a Cristo che ha dovuto morire per poi avere la sua pena, ma è anche simbolico nel senso che il gallo è il primo che canta il nuovo giorno e il nuovo giorno è la nuova era di Cristo, quindi ci sono tante cose, la simbologia è molto ricca, quindi anche qui tema tradizionale ma l'impaginazione, questa stalla divisa in 2 piani, questa luce così poco realistica, questo è tutto frutto. Un'altra cosa, sapendoli leggere, questi dipinti sono pieni di rimandi alla passione di Cristo, o almeno alcuni di essi. Ed è questo il caso. Allora, c'è il Giordano, c'è la figura bellissima di Cristo che ha il dorso in piena luce, mentre color brunito è San Giovanni il Battista, che sta amministrando il battesimo. Tra l'altro Tintoretto si è soffermato molto sulla figura di Cristo, che è curata nei particolari, è resa in maniera realistica. Invece dietro c'è tutta una serie di figure che sono rese con tratti di pennello rapidissimi. Se voi aguzzatelo, vedete tutta quella schiera di figure dietro a San Giovanni Battista che stanno facendo la coda per essere immerse nel Giordano. Voi riuscite, se guardate le tuniche, quelle sono fatte a punta di pennello e tirate via. È bello perché è come se tu fai una foto, che ne so, con una reflex, metti a fuoco il soggetto, il ritratto, il primo piano, il resto è sfumato, è molto moderno, cioè non ha trattato con la stessa tecnica pittorica primo piano e sfondo, quindi questo è particolare. Allora, cosa voglio dirvi? Cristo sta venendo battezzato da San Giovanni il Battista, ma non ha qualcosa di particolare quel Cristo, cioè sembra che è curvo, ragazzi, è inginocchiato, è curvo, cioè voglio dire, quanti battesimi avete visto raffigurati nella storia dell'arte? Ed è solito cos'è Cristo? San Giovanni, Cristo che butta l'acqua, e San Giovanni butta l'acqua e Cristo è là così, massimo un po' chinato, ma questo è piegato, inginocchiato, cioè sembra che stia crollando sotto un peso. Che peso può avere? Quello della croce. Ah, ma tu Andrea, come fai di ste robe? Ma non le dico mica io. Dietro, ritornando a quella schiera di figure che aspettano di essere battezzate, diciamo quella vestita di blu, disposta un po' in diagonale perché si sta sdraiata, è sua madre, è Maria, ed è Maria che è caduta in deliquio, ed è caduta in deliquio perché è già presagisce già qual è la sorte futura del figlio, e quindi il fatto che Cristo sia cruato così a simboleggiare il peso della croce che poi doveva portare è confermato dal fatto che perché Maria dovrebbe svenire. Un intagliatore del legno che si chiamava Francesco Pianta, vive nel 600, quindi è un artista barocco. E queste figure, alcune sono di difficile interpretazione e soprattutto è difficile capire cosa c'entrino con i dipinti di Tintoretto, nel senso che quello che noi sappiamo è che sono una sorta di panorama sui vizi e le virtù umane. Alcune sono più facilmente riconoscibili. Questo è il Furore, che notoriamente è cieco,
quindi è bendato ed essendo furore ha spezzato in un gesto, un impulso di rabbia le sue catene. A destra della libreria, che è in sé un capolavoro assoluto, vedete quella figura incappucciata, se vi dici com'è questa faccia poco raccomandabile? È una spia. E quindi essendo una spia ha pure sto calzare a lato che simboleggia il costante vagare degli spioni che non si fanno mai affari loro e stanno sempre cercando informazioni sugli altri. Quindi voglio difficile capire ancora, infatti, tra l'altro questo effetto scoppiato è pochissimo. Cioè è noto per questo ciclo di sembra che sia un ritratto del Se vi ricordate il suo autoritratto da vecchio che già vi ho mostrato, è molto simile, insomma. Qui era ancora più vecchio. Ma quanti anni aveva la 30? Qui aveva meno di 30 anni e quando ha fatto questo. Molto rinascimentale, nel senso equilibrio, armonia, compostezza, ed è rappresentato in questo bellissimo palazzo patrizio, si vede questo pavimento marmoreo, che è un po' questo, queste colonne gigantesche, questo paesaggio un po' rappresentato sullo sfondo, quindi tutto è nobiltà e serenità. Siamo tornati a Salone nel terreno e questo è l'ultimo ambiente dipinto da Tintoretto. Qui siamo negli anni 80 ormai, 1582-1587. I pannelli che vedete lungo le pareti rappresentano episodi della vita della Vergine, quindi qui la protagonista è Maria. E questo è molto diverso è questo quadro quello che ho appena visto. Insomma ragazzi, Solo più grande. non ci provate. Che ti arrivano svegliati. Allora, abbiamo visto una natività divisa orizzontalmente. Lui qua lo divide verticalmente, più o meno un terzo, e a destra c'è l'interno della casetta di Maria e quindi c'è questo arcangelo Gabriele molto dinamico con le ali riempite da pappagallo che entra ed è seguito da uno stuolo di angioletti che a me piace tantissimo. Sì, ho notato anche a me tutti questi angioletti. A me piace tantissimo perché io che ho vissuto in campagna per molti anni mi ricorda quando ci sono le rondini, quando c'è le rondini, io i musacchi e si nota questa colonna che divide l'esterno dall'interno. Alla sinistra della colonna c'è un rapido scorcio di paesaggio, diciamo, e soprattutto si notano un sacco di tavole di legno a indicare la bottega di falegname come tanto allora abbiamo visto Maria, abbiamo visto l'arcangelo Gabriele, il suo stuolo di angioletti, ovviamente la colonna è quella dello Spirito Santo. L'ultima figura che ci resta da vedere è Eliseo, Fainane, Giuseppe. Ma qualcuno si è svegliato e a me ha detto, ma Giuseppe non ero più avanti con gli anni all'epoca. Giuseppe era avanti con gli anni. Quello è avanti con gli anni, deve essere. È un giovanetto. Quello è giovane, quello che sta segando l'arco. E allora, non ci siamo detti che i dipinti spesso hanno dei riferimenti alla passione futura di Cristo. Quello non è Giuseppe che non poteva essere perché era già vecchio, da una specie di mensola di legno pende un cappio, cioè si vede proprio la corda che pende lì, e sopra c'è la punta di una lancia. Seguendo, cosa c'entra col qualcosa di un falegname? Il massacro degli innocenti. Ricapitolando, Erode era stato informato che sarebbe arrivato un nuovo re. Ovviamente Erode, che era il classico burocrate romano che non capiva niente, pensa questo è uno che mi frega il posto, non aveva capito che era re in altro senso, è molto più importante. Però insomma per questo motivo a Betlemme Erode decide di far uccidere tutti i bimbi, cos'era, sotto i 2 anni sembra, e quindi quella scena lì molto concitata e drammatica rappresenta il massacro degli innocenti. Ovviamente, vista come andava a parare, la Sacra Famiglia pensa bene di scappare e quindi, questo è il Benedetto, allora, dopo una vita consacrata alla rappresentazione della figura umana in tutte le maniere possibili e immaginabili, da vecchio, Tintoretto scopre il paesaggio, cioè non è che lo scopre, ma insomma si
dimostra grandissimo pittore di paesaggi. Questo è uno dei paesaggi più belli della pittura occidentale, punto. Ma non dico mi perché mi piace Tintoretto, ragazzi, è bellissimo, cioè ti dà un'idea di aver corso rischi. Quindi qui le figure sono spostate tutte a sinistra e il protagonista è questo bellissimo esempio di natura lussureggiante, cioè, è bellissima questa natura qua, c'è sto cielo, è il cielo del crepuscolo e quindi ci sono le nuvole che già si illuminano di rosa, ci sono queste montagne innevate, c'è questo paesetto dove ci sono alcuni personaggi dovuti alle loro attività quotidiane, quindi questo è bello perché davanti ragazzi, però no, mi sto inventando robe, cioè, perché deve essere rappresentato così? Cioè, dove guardi? Guarda la parte opposta del quadro. Cosa c'è? C'è questo. Cioè, se tu guardi all'estremo a sinistra ci sono quei legnetti che sono legati. Guarda caso, così. Cioè Giuseppe sta già guardando cosa succede in futuro. Giusto Ragnolino col pane? Allora, ci sono due dipinti molto controversi che mentre tutti gli altri hanno questa forma, diciamo, oblunga, rettangolare, questi sono in verticale, sono quasi relegati nel poco spazio residuo. Allora, il 99% dei libri che vi comprerete su Tintoretto, sulla scuola di San Rocco, vi dicono quello rappresenta Santa Maria Maddalena, l'altro rappresenta Santa Maria Egiziaca, o il contrario, se mi ricordo, Santa Maria Egiziaca e Santa Maria Maddalena. Allora, Le due Marie. qual è il punto? Io non so se voi avete mai visto una raffigurazione di Santa Maria Egiziaca, cioè sta Santa Maria Egiziaca era una penitente, una eremita, quindi una santa che è vissuta praticamente nel deserto, fuori dal conforto. Non so, rappresentare in un paesaggio in mezzo a niente e sarai ore. Peccato che appunto non corrisponde all'immagine tipica di Santa Maria Egiziaca e della Maddalena. Allora, finalmente qualcuno si è svegliato in anni molto recenti, ma molto recenti, e ha detto: ma ragazzi, ma dormite? Sta figura è vestita allo stesso, identico modo. È rappresentata all'interno di un paesaggio che è lo stesso paesaggio, perché gli alberi sono quelli. C'è un ruscello che si vede sia in quel quadro che nell'altro. In tutti e due i casi ha un libro. Cioè, ma quando mai sono due figure diverse? È la stessa figura. Quindi, primo, non sono due figure diverse, è la stessa. Secondo, ma se abbiamo detto che il tema dei dipinti di questa Sala Terrena è Maria, perché devi andare in cerca di spiegazioni estruse? Allora, finalmente, dopo la vita, i primi libri degli ultimi che sono stati pubblicati negli ultimi forse 5, neanche 10 anni, invece di ripetervi la solita pazzana, Santa Maria Maddalena, Santa Maria Egiziaca, ma vi ripeto il 90% dei libri che prenderete ancora adesso vi danno sta lettura, adesso finalmente si è svegliato. Santa Maria, cioè Madre di Dio, a Vergine, che in un caso è leggente, Santa Maria che legge, e nell'altro Maria è in contemplazione della bellezza del creato. Questa è Maria. Punto.